Eh sì, evidentemente ho già dato e a questo punto vado in pensione dal 1° settembre. La storica preside dell'Istituto Enologico di Conegliano lascia la dirigenza per la pensione. La notizia sta suscitando quasi stupore in città, oramai da tempo abituata a questo volto e al suo ruolo. Quanti anni alla guida della scuola enologica? 14 continuativi più uno qualche anno prima. Tante le avventure personali e professionali per la preside. E cosa porto nel cuore? La scuola, ma porto i ragazzi, porto i miei docenti, il mio personale, tutti quelli che hanno collaborato con me, perché in questi anni è stato un gioco di squadra. E al timone della scuola del vino più famosa d'Italia e forse del mondo, la preside Trevilli ha visto sin dal nascere quello che oggi è il fenomeno Prosecco, preoccupandosi sin da subito dell'utilizzo dei fitofarmaci. Sono testimone dei problemi del Prosecco, abbiamo lavorato molto con un gruppo di lavoro che ha coinvolto anche il Condifesa di Treviso, che ha coinvolto i miei docenti con delle borse di studio, per cui ci siamo preoccupati di lotta integrata, lotta guidata e abbiamo cercato di diffondere nel territorio tutte queste problematiche e queste novità che ci sono. Una realtà formidabile che la sua scuola ha contribuito a far crescere. Per questo non poteva mancare anche un messaggio ai suoi studenti, oggi cuore di aziende e cantine. Molti pensano che il Prosecco sia una bolla, anzi una bollicina che prima o poi scoppierà. Dal suo punto di vista? Ma perché deve scoppiare? Non credo assolutamente. Ci deve essere però una costanza da parte di tutti, che è quella di dare qualità. Innamorata della sua scuola ma anche di queste colline, al punto da non lasciarle più. Lei è veronese, ha deciso di rimanere qui a Conegliano? Sì, ormai sì. Mi sento coneglianese di adozione e quindi penso che rimarrò a Conegliano. Non ho motivo per spostarmi.